Bene, eccoci qua tornati con la nostra rubrica del Memento che anche questa settimana, Ermanno, dedichiamo alla questione delle migliaia di cittadini risparmiatori truffati dalle banche. C'è in corso un'operazione di rimborso ulteriore di questi risparmiatori e la cosa, diciamo, sta iniziando adesso. Sta arrivando un ulteriore rimborso del 10%. All'interno di questa diciamo, di questi truffati ci sono ovviamente tutti i cittadini, le migliaia di risparmiatori delle banche popolari venete, ma anche delle banche del centro Italia. Ecco, una buona notizia per certi versi. No? Una buona notizia perché c'è qualcuno che nell'associazione Zelino da Onara si sta muovendo in maniera del tutto particolare. Cosa vuol dire? Vuol dire che se avesse percorso le solite strade sarebbe incappato in mille inciampi e le cose non sarebbero mai andate avanti. Cosa ha fatto? Ha cambiato direzione e cambiando direzione, guarda caso, c'era tutta la strada sgombra. Sgombra nel senso che nessuno aveva mai pensato di interpretare questa disgrazia che il governo ha agevolato, che le banche hanno truffato, hanno trovato una strada nuova e questa strada ha consentito, perlomeno in minima parte, ma comunque una parte consistente, di riuscire a rimborsare i danneggiati dal signor Zonin e compagni, naturalmente. E allora con noi abbiamo una persona che ci spiegherà appunto che cosa sta facendo e perché sta percorrendo una strada totalmente nuova, ma soprattutto è arrivato fino alla Banca d'Italia. Quindi ha scomodato perfino il governatore della Banca d'Italia, che sembra che si sia attivato o che si dovrà attivare, certo, per riuscire a rimborsare i truffati delle banche. E con noi certo, abbiamo con noi Patrizio Miatello. Buonasera Miatello, grazie di essere tornato qui. Ormai insomma sono tanti anni che seguiamo le vicende legate a questi crack bancari. Patrizio Miatello, presidente dell'associazione Zelino da Onara Terzo, che appunto è un'associazione che ha seguito centinaia e centinaia di risparmiatori in questa triste vicenda. E allora oggi, diciamo, tra virgolette, una nuova buona notizia. Certo, la buona notizia è che questi ultimi 3 giorni hanno iniziato ad arrivare parte dei 125.000 bonifici. Questo è accaduto. Diciamo che è un ulteriore bonifico, non è il primo, questo è il secondo. Questo è il 10% che porta al 40% il rimborso delle perdite dei soci azionisti. Sì. Quindi se uno ha perso 100.000 euro, sì, prima abbiamo portato a casa 30.000, adesso gli arriva 10.000. Esatto. Questi soldi, in sostanza, questi bonifici teoricamente dovevano partire o erano in corso, però non arrivavano. Noi abbiamo appunto fatto tutta una serie di strategie, iniziative, assieme anche a altre associazioni, sì, perché certo, io sono sempre stato nell'unione, perché noi come Zelino abbiamo sempre impostato le strategie fuori dagli schemi, perché effettivamente lei ha toccato il punto cruciale, fuori da tutti gli schemi. E andando fuori da tutti gli schemi, mettendo proprio fisicamente l'andare a Roma fuori dagli schemi, siamo sempre arrivati all'obiettivo. Ecco, questo ha fatto in modo che dal giorno praticamente lunedì hanno iniziato ad arrivare i primi bonifici e diciamo ieri hanno cominciato a gonfiarsi come un'onda, una piccola onda, e in sostanza iniziano ad arrivare i 50-100 bonifici per associazione. Abbiamo approfondito la cosa
e abbiamo avuto diciamo i 50-100 primi bonifici, certo, non sono solo 100, sono migliaia di bonifici. Sono 125.000. Ecco, quindi, diciamo, in Veneto ne arrivano 80.000. Ecco, quindi calcoliamo 80.000 per il totale del rimborso del 10% che avanzano, sono milioni di euro. 160 milioni di euro che arrivano in Veneto, ecco. 160 milioni di euro. La ringrazio. Ecco, e questo ovviamente, parliamo di 275-300 milioni, ovviamente è sempre in salita, perché non è che, allora adesso noi abbiamo avuto delle garanzie, queste garanzie arriveranno, di questi 125.000 arriveranno entro Natale circa 70-75.000 bonifici. Dopo Natale 27, 28, 29, 30, 31, che è l'ultimo giorno che si possono fare questi bonifici, e essendo periodo di vacanze c'è stata, diciamo, una grande disponibilità da parte di tutti gli enti che invece di andare in vacanza completamente rimarranno, insomma, per completare questa operazione, cosa che prima era un po' così. Adesso abbiamo delle certezze che in sostanza abbiamo ottenuto, però bussando le porte e andando davanti alle porte e facendo iniziative coordinate assieme a tutte le altre associazioni che saluto e i risparmiatori che ci hanno dato la mano, certo. e siamo riusciti a fare questo ulteriore, diciamo, ulteriore tappa del 10%. Bene, questo è un passo avanti, ma mi pare che affermarsi non è il caso, giusto? Cosa state facendo adesso con la Banca d'Italia? No, adesso Banca d'Italia è un ente che lavora come tesoriere per conto dello Stato e quindi loro in sostanza fa, diciamo, il servizio, e ovviamente però per fare questo servizio devono essere gli enti che gli danno gli input. Ci sono tutta una serie di difficoltà, perché se pensiamo che prima per fare i 138-140 mila bonifici ci hanno impiegato 2 anni, siamo arrivati con la legge che è stata chiusa la commissione tecnica al 31/10 di ottobre, 31 ottobre, e quindi Consap, segreteria tecnica e commissione tecnica che è chiusa. Consap vuole spiegare ai cittadini? Consap è la concessionaria dei servizi assicurativi che gestisce, è un ente pubblico, sì, però con partecipazione privata, ed è quello che che gestisce questa macchina degli indennizi con il fondo indennizzo risparmiatori. La segreteria tecnica, ci sono dei dirigenti Consap, è quella che dal 31/10 ha dovuto prendere in mano questi 125.000 persone, diciamo domande, ricontrollarle tutte, se l'IBAN era cambiato o non era cambiato, perché dopo anche là sinceramente effettivamente ho visto io con i miei occhi che molti risparmiatori, anche se non avevano l'IBAN cambiato, gli ha mandato il cambio IBAN, quindi questi qua hanno dovuto effettivamente fare un lavoro straordinario, certo. Ed è quello che secondo me siamo riusciti ad avere, questa sintonia con questi enti, che effettivamente ci sono dei dirigenti che hanno cuore, certo, perché? Certo. Perché anche ora loro potrebbero dire: per noi la legge finisce il 31/12/2023, tempo tecnico c'è quello che è, e noi facciamo quello che si può. Se ne abbiamo fatti 138.000 in 2 anni, questo è stato superato perché? Dalla buona volontà. Anche Banca d'Italia si è messa a disposizione il 27, 28, 29 a dare un supporto. Quindi prima
io ho visto in altri casi, ci sono gli enti che si dicono ma quella è colpa sua, è colpa mia, non si sa le responsabilità. la colpa di chi è successo, ma perché intendiamoci, se per caso si arrivava al 31/12/2023 e non fossero stati fatti tutti i bonifici, cosa sarebbe accaduto? Non lo so. Quindi noi ci siamo trovati comunque questa situazione, non ci interessa andare a capire. Noi siamo riusciti e ci hanno fatto capire che hanno risolto e hanno la volontà di farlo, e concretamente stanno arrivando migliaia di bonifici. Quindi noi siamo già lì che controlliamo, difatti ci troveremo con tutte le associazioni il 12 e dove faremo il punto, certo. E siamo pronti ad agire. Siamo in 18 associazioni, quindi la maggior parte tutte le associazioni d'Italia, quindi voi capite che non è che noi diciamo vabbè ci hanno detto questo, no, bisogna andare fuori dagli schemi, fuori dagli schemi e avere già delle soluzioni e avere già un sistema per fare pressione per quello che si può, perché c'è sempre un limite. Però ho visto che noi finora qualcosa abbiamo risvegliato, 1,5 miliardi dei conti dormienti, che quella è stata, non voglio renderne merito, ma è stata una mia croce che ho portato, che ho portato ancora, che ho proposto a tombolo al povero Ennio Doris, e che lui ha parlato con il Berlusconi, ha fatto fare la legge e dopo è stato lasciato tutto a dormire. E io sono riuscito a risvegliare tutto assieme al professor Bettiol, tributarista Mazzò, e poi alle associazioni che, saluto Milena Zaggia, che mi supportava, perché andare a Roma in mezzo ai labirinti bisogna essere fuori dagli schemi e avere anche qualcuno che ti appoggia, perché quando si va in mezzo a una cosa del genere è un caos. È un caos, però abbiamo superato e siamo arrivati che ci sono i dirigenti di Consap, quindi l'amministratore delegato Vincenzo Sanasi d'Arpe, che è una persona tanto di cappello, e il dirigente che era a capo di questo, che è il dottor Massimiliano Dall'Eva, quella è una persona che io ho visto, hanno fatto di quelle corse, ma al di là di quello che poteva fare la persona, cioè proprio col cuore. E lo stesso Carlo D'Andrea, e poi tutto lo staff avevano preso a cuore, avevano capito che quei soldi era la salvezza per le persone, e quindi hanno contribuito perché quella salvezza ci fosse, ed è stata fatta. Ed è il lieto fine, prima col 30%, figuriamoci ora con un ulteriore 10% che incide per 275-300 milioni. In questo momento ci rendiamo conto che poi c'è speranza per qualcos'altro? Ma io penso che ci sarà il problema di quelli che diciamo causa forza maggiore hanno sbagliato la domanda o non hanno fatto tempo a fare la domanda in tempo, i documenti. Quelli esclusi, che sono di due tipi: gli esclusi reddito patrimonio, che io la vedo difficile, inutile che vi illudiate, ecco, per carità, però tentare non nuoce. Perché? Perché c'è una sentenza del Consiglio di Stato che ha detto no, tu hai sbagliato reddito patrimonio, sei escluso. Stop. Invece quelli che hanno sbagliato in ritardo, che hanno fatto, invece di mettere, perché tanti invece di mettere 1000 titoli hanno messo 100 titoli, quindi gli hanno pagato,
quello hanno che tu sbagliato dichiari. rimborso. Questi, e poi chi è stato ammalato di Covid, perché il periodo di giugno 2020 c'era il Covid, certo. E quindi magari non ha fatto tempo di mettere la carta, cioè aveva scritto solo il nome, non aveva messo il codice fiscale o cose di questo genere. Oppure per non conoscere bene le Questi regole. sono circa certo. 1.800-2.000 che dovrà essere fatto un'ulteriore modifica di legge, e qua c'è il senatore Zanettin che si è già attivato, ha già fatto un ordine del giorno accettato dal governo per fare diciamo un arbitro si ritorna all'arbitro Consob che era sulla legge precedente, fatalità, cioè per dire bene, e io sono contento. L'importante è che salviamo chi a causa forza maggiore, quindi non per colpa sua, non ha preso l'indennizzo. Certo. Quindi finita questa diciamo fase, quindi adesso intanto portiamo a casa il 10, sì. Perché io dico sempre a tutti, fin tanto che i soldi non sono in conto corrente, non cantiamo vittoria. Certo. Però dico lo stesso, state tranquilli, perché ci sono persone che aspettano quei soldi come la manna del cielo, certo. Perché uno che deve andare all'asta, che ha bisogno di 10.000 euro, certo. Se all'asta questo va ricordato, perché per i cittadini significa poter tenere aperta un'attività piuttosto che salvare la casa. Appunto, no? Quindi c'è questo problema, perché questo è il problema che noi dobbiamo, perché questo è stato un lieto fine, perché comunque ha dato qualcosa, perché se non ci fosse stato il fondo e i conti dormienti da me individuati e dopo condiviso piano piano da tutti, certo, questi soldi non ci sarebbero. Ci sarebbe stato zero. E poi parliamoci chiaro, qua non è stato preso il 30% o il 40%, da 0,10 o 0,0001 portare a casa €1 non è il 30%. Certo. È molto, si parla del miliardo di percentuale. Sì. Perché erano a zero i titoli, cancellati senza nessun diritto. Certo. Vi ricordate quando io dicevo che dopo anche il professor Bezziò diceva che dopo la cancellazione delle banche qualsiasi iniziativa giuridica legale non serviva a niente, perché hanno cancellato i diritti. Certo. Ecco, quindi se non c'erano quella salvezza dei conti dormienti, che non sono soldi pubblici, certo. In questo momento o nei momenti precedenti, quali soldi pubblici è che dei contribuenti tu hai a toccare? Certo che no. Certo. Quindi auguriamo un buon Natale a tutti questi che stanno aspettando un soldino che gli ritorna in tasca. Speriamo che lei si inventi qualcos'altro, così buon Natale. potremo arrivare a magari il prossimo anno. Ecco, non è in ordine, non c'è nessun ordine, quindi non è che perché uno ha preso i soldi prima li deve prendere prima, e l'ordine è tutto sfalsato. C'è 70-75.000 prima di Natale e 50.000, 40.000 dopo Natale. Quindi ci sarà chi fa un buon Natale, che lo stanno già, io ho un sacco di messaggi, dopo ve li faccio anche vedere, perché fanno levare il cuore veramente, e parliamo non di cifre, parliamo di 7, 8, 10, 1.000 euro, 3.000 euro, però la gente si sente carica, perché la gente ha ripreso fiducia, perché ha visto che qualcosa di scontato, che non poteva essere realizzato, alla fine è stato realizzato. Certo. Ed è quello che secondo me è uno spunto e una carica di fiducia, e che non ci deve fermare. E certo. Questo lo dico anche a voi, nel senso che voi come media avete sempre messo le mani avanti, nel senso che avete sempre dato spazio alle varie associazioni. Certo. Questa è la verità. Quando che magari tanti si sono girati, ecco, e questo vi fa onore. Ecco,
ricordo il senatore Zanettin che si è stato dato da fare e che sta facendo di nuovo questa operazione. E noi lo ringraziamo, gli auguriamo un buon Natale, un buon Capodanno, e soprattutto diciamo che i politici come Zanettin si devono mettere a disposizione dei cittadini, perché dai cittadini ricevono i loro naturalmente suffragi, cioè le loro elezioni. Di conseguenza deve essere un rapporto reciproco. E naturalmente ringraziamo anche lei, perché naturalmente ha dimostrato alle persone che certe cose, se si vuole, si possono fare al di là di quelle che sono le normali, le regole o le burocrazie che insabbiano tutto. Certo. Grazie. Certo. Grazie. E prossimamente avremo anche la novità dell'INPS. Quella la stiamo aspettando, Ecco. Miatello, quindi Non si sa mai. noi ci saremo, continueremo ovviamente. Toccherà a tutti gli italiani, quindi, Certo. Bene. quindi non toccherà solo i 200.000 o i 300.000, toccherà tutti noi. Miatello, quindi vedrà sarà una bella. Quindi è per questo che io dico, abbiamo fatto qualcosa, non solo io Sì, dietro sì, ho certo. persone che io vado avanti e non mi ferma nessuno. Bene. Perché faccio le cose fatte bene, paura non avere. Certo. Male a non fare, paura non avere. Sarà nostro ospite per parlare dell'INPS. Ecco, adesso, ok. adesso siamo noi che la fermiamo, però, perché dobbiamo andare avanti con la trasmissione. Capisco che anche la soddisfazione sia molta. Noi continueremo a monitorare anche quello che sta succedendo, perché capiamo che è anche una corsa contro il tempo per quanto riguarda la parte, chiamiamola così, burocratico-bancaria. Staremo attenti ovviamente a quello che sta succedendo. Lei sarà sicuramente nuovamente ospite nei nostri studi. Grazie per quello che ci ha raccontato questa sera e grazie anche per quello che ha fatto in passato. Per i nostri telespettatori adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo per parlare di un grande malato italiano, che è il Servizio Sanitario Nazionale. Questa sera, dopo la pubblicità, parleremo del problema che stanno incontrando i nostri camici bianchi, tutti i lavoratori del settore sanitario pubblico, che stanno manifestando, l'hanno fatto nei giorni scorsi, lo faranno ancora, e quindi ne parliamo tra poco.